Man's World. Veneziano. Allora, siamo su GP4, siamo tornati, siamo con la mod 2014, raga, è una mod appena uscita, chiaramente è una mod ancora molto provvisoria, non è ancora incredibile, non è come quelle che insomma ho scaricato, tipo quella del 90, del 93 e così via, però comunque è la prima mod del 2014, quindi io volevo fare una cosa un po' particolare, cioè fare un mondiale, però cioè praticamente dove non sono io a guidare, nel senso, su questo gioco puoi fare la modalità spettatore. Allora io volevo scegliere una macchina e da quella macchina, insomma, diciamo tra virgolette, tifare per quella macchina, tipo non so, Rosbif, e vai di gara da spettatore con tutte le visuali e io insomma faccio un po' il regista e faccio la telecronaca e fare sempre un 50%. Quindi ragazzi, se per voi può essere un'idea, tanto per fare una roba diversa e per diciamo avere un commendone più nel commento che nella guida, anche perché sapete che su Formula 1 è difficile commentare e guidare, magari facciamo un campionato particolare, nel senso dove ogni volta scegliamo una macchina che magari siete voi a decidere quale e vediamo quanti punti riesco a fare con sempre una macchina diversa. Chiaramente insomma Marussia, Caterham, quelle macchine là è meglio non scegliere perché sennò i punti sono quasi sicuramente zero. È un'idea un po' particolare, un po' anche originale secondo me, chiaramente devo fare una telecronaca in stile Mazzoni della Rai o Vanzini di Sky. E niente, quindi se volete posso fare questa cosa, infatti adesso facciamo una gara proprio così e cerchiamo di fare un esperimento su pochi giri per vedere se può essere una cosa fattibile e divertente. Ok raga, andiamo. Allora ragazzi, adesso voglio spiegare praticamente, aspetta un attimo, praticamente adesso facciamo finta dal sondaggio che avevamo fatto. Abbiamo scelto Massa, quindi io ho scritto sul canale o su Facebook, ragazzi, per la prima gara in Australia, con che pilota partiamo? Massa, per dire, ok, noi siamo Massa, quindi dobbiamo vedere cosa combina Massa e in base al suo piazzamento prendiamo dei punti chiaramente. E dopo nella classifica totale saranno sia i punti, cioè tipo non so, Massa ha preso 10 punti, ma anche i punti del commendone. Così da ogni gara praticamente ci sarà un pilota in più e quel pilota in più è il commendone che prende i punti dei vari piloti che abbiamo scelto, tipo in Australia Massa 10 punti, in Malesia Alonso altri 10 punti, sono 20 punti, quindi 20 punti per il commendone più chiaramente i 10 di Massa e i 10 di Alonso. Magari è un po' difficile da spiegare, però vediamo. Ok, andiamo ragazzi, in demo. Ok, vai la partenza Okay, you're doing really well so far. Try to keep up this level of performance for the rest of the season. Good luck. And more importantly, have fun out there. Gran premio della Malesia, parte Ricciardo benissimo, vediamo da qua, dal camera card, adesso vediamo Alfonsino, attenzione Alfonso, prova a superare Ricciardo, vediamo, e poi via tutti gli altri. Aspetta ragazzi che devo anche capire quale visuale mettere. Ecco Fantastic, perfect start to the year, well done. Ecco, team radio per Raikkonen. Devo un attimo capire come fare. Hülkenberg, Vettel, molto indietro. Anche Rosberg indietro e poi via tutti gli altri, eccoli qua. C'è un po' di bagarre. Attenzione, forse piccolo contatto tra una Caterham e una Marussia. Ecco, adesso sentiamo il rombo della Red Bull di Ricciardo. Chiaramente ragazzi è una moda ancora in fase sperimentale, quindi sicuramente sarà migliorata. Adesso andiamo da Alfonso. Devo anche capire, eccoli qua, tutte le visuali, qua vediamo le classifiche, per esempio qua Grosjean ha superato Kobayashi, perfetto. Scusate, volevo anche capire, ok, così levo tutto, e questa è la classifica invece messa così, buono. Ok, perfetto. Vediamo i duelli più interessanti.
spostiamo un po' sulla bellissima Williams Martini Racing. Giro record per Alfonso intanto 1.42 e 0.71. Pippo Massa a Magnussen davanti. Attenzione, forse Massa vuole tentare qualcosa. No, è troppo lontano ragazzi, è troppo lontano il nostro Pippo Massa, che è il nostro pilota, Massa. Dobbiamo puntare tanto su di lui se vogliamo portare a casa qualche punto. Ok, sono 9 giri, perfetto. Poi c'è subito Bottas, Gigi Hamilton, Hülkenberg, Raikkonen, Perez, Verne, Sutil, Gutierrez, Vettel molto indietro e Godo, Grosjean, Chilton, Kobayashi, Bianchi, Maldonado, Ericsson e Rosberg. Ora Rosberg ha avuto dei problemi ragazzi, Ragazzi, problemi per Nicolino Rosberg. Parampampero però. Ricciardo e Alonso sono i primi due. Forse c'è qualche duello interessante. Allora, vediamo un po'. No, però, chiaramente questo è un esperimento molto particolare, nel senso posso anche ricevere dei commenti come ma che cazzo fai? Guarda qua il caldo. Secondo me poteva essere un'idea. Ecco, questo forse è un duello interessante qua. Adesso vediamo qua le due Williams, la McLaren. Non ci sono ancora. Incidente tra Chilton e Perez. Oddio, sotto investigazione, perché non si sa. Attenzione, Massa prova il sorpasso su Magnussen e Pippo Massa a guardare una posizione del quarto posto. Grande Pippo, vai Pippo. Abbiamo scelto bene con Pippo e si gode. Intanto l'IRS è abilitato. Un po' di difficoltà la McLaren di Magnussen, adesso anche Bottas vuole tentare il sorpasso. Andiamo a vedere un po' se c'è qualche altro duello. Qua c'è Hamilton all'8° posto insieme a Raikkonen. Tanto la regia, eccolo qua, va su Vettel, il 4 volte campione del mondo, che dà abbastanza difficoltà in questa gara. Attenzione qua, Chilton, Rosberg sta recuperando ragazzi. Rosberg sta recuperando. Drive-thru per Chilton. Però secondo me questo è più a livello estetico, non penso che ci sia drive-thru per Chilton. Dopo guardiamo però. Chilton è qua, attenzione Rosberg, cosa fa Rosberg? Attenzione Rosberg, errore di Rosberg, incredibile. Ragazzi, Rosberg fa dei seri problemi. È già il secondo errore per lui. Vediamo Chilton se va ai box, ma non credo, secondo me è solo una cosa per dare un po' a livello estetico qualcosa in questa mod, perché non ci sia il drive-thru in questo gioco. Grande Chilton, fino in quanto me lo godo Chilton. Ma Rosberg ragazzi, quanti errori per Rosberg, qua c'è Rosberg, qua c'è Maldonado, scusate. Ragazzi, anche la Lotus ha veramente dei problemi, è molto indietro. Qua c'è Ricciardo e Alonso che stanno dominando la gara. Button, Massa, Magnussen, Bottas, Hülkenberg, Raikkonen 8°, Hamilton al 9° posto, Coat, come cazzo si dice, non mi ricordo neanche più ragazzi, bene 10°, Perez 11°, Verne, sì che riguardo tutte le gare, però proprio il rosso... Sono quelle pronunce comediane che non mi vengono mai, un po' come certi giocatori nominabili. Tanto vediamo un po' qua. Allora. Abbiamo... Scusate ragazzi, non può capire quale varie. Perché non mi dai i primi? Perfetto, qua ce li ho anche così, bene. Stiamo un po' sul leader della gara, Daniel Ricciardo, con la sua Red Bull. In settimana si sono lamentati per il rumore di questa Power Unit. Si vuole fare qualcosa senza cambiare le
prestazioni delle macchine. Ricciardo sempre in testa, Alonso secondo, al terzo posto Button, quarto Massa, da che sta prendendo parecchi punti, quinto Magnussen, poi Bottas, Hülkenberg, Raikkonen, Hamilton, il russo innominabile, Perez, Vergne, Gutierrez, Sutil, Vettel, Grosjean, Kobayashi, Rosberg veramente in grossissima difficoltà, Chilton, Bianchi, Maldonado e Ericsson. Nessun ritiro per il momento. Vamos a qualche duello interessante. Stiamo un po' sul nostro Massa. Dai Massa, le nostre speranze sono tutte su di te. Vai cazzo, vai, ragazzi, Button 0, stiamo recuperando qualcosa forse, dai. Dai Pippo che dobbiamo prendere i punti. Perché il bello di questo gioco è che veramente la regia così può essere carina, no? E ho il tempo di commentare in maniera un po' più decente, nel senso di vaneggiare un po' più del normale, perché i miei vanneggi sono sempre incredibili. Niente, ho paura che qua il buon Button è irraggiungibile. Giro record di Ricciardo 1.37.800. Sì, comunque qua io penso sia solo a livello estetico sta cosa, secondo me. Mamma mia, Rosberg 18esimo, è incredibile. Purtroppo non c'è nessun duello super interessante. Qua forse c'è Gigione. Attenzione, Gigione è l'innominabile. Mamma mia. Eccolo qua il duello. Ormai è innominabile, ragazzi. 4, adesso non mi ricordo più, veramente, cioè incredibile. Sto guardando tutte le gare, sia prove libere che prove ufficiali che gare. Sono così, certi. Ma come nella MotoGP con l'innominabile Crutchlow, io proprio, se non mi viene un nome non mi viene. Attenzione qua, prova il sorpasso, l'innominabile. Ma Hamilton si salva, ragazzi. Gigione si è salvato. Tanto mancano 3 giri, ragazzi. Pippo Massa è sempre al quarto posto. Qua Alfonso sta tentando in tutti i modi di recuperare su Ricciardo, ma non è facile, ragazzi, non è facile. Purtroppo i volanti non li sistemano mai, i volanti e i guanti sono cose difficili probabilmente perché sono tutti uguali. E vabbè, dobbiamo accontentarci, ragazzi. Allora, niente, qua tutto abbastanza normale, nessun ritiro per il momento. Nessun ritiro. L'ultimo Ericsson. Vediamo un po', che qua, vedi qua c'è il duello Gigione innominabile. Ancora, ragazzi, mamma mia il russo, attenzione, bandiera gialla, attenzione ritiro, incredibile ritiro per Grosjean. Olio, il motore se n'è andato, attenzione, la gru lo porta via, vedi, qui ci sono delle chicche che solo sto gioco ha, cioè, meraviglioso. Ok, qua. Attenzione Gigi, mamma mia, no, ancora Rosberg, no, cioè, perché Rosberg oggi ha qualche problema, cioè, qualche Vettel 15esimo, veramente, Gran Premio un po' così, ragazzi,
Guarda qua il caldo, ragazzi, c'è... Vediamo se c'è qualche duello, intanto un ritiro, il Grosjean. Niente, qua non ci sono più duelli mondiali, mancano 2 giri. A questo punto stiamo con il leader. Stiamo con il leader, ragazzi, Daniel Ricciardo, che vuole portare a casa il Gran Premio della Malesia. Anzi, sta Formula 1 è un po' così, insomma, c'è il dominio Mercedes per il momento, hanno un gap un po' come volete voi, troppo superiore per il momento. Siamo arrivati terzi in Cina, però nel mondiale secondo me sarà utopia, dobbiamo fare un miracolo e la Mercedes deve non sviluppare più niente, chiaramente, ma la vedo una cosa abbastanza impossibile. Intanto Magnussen ha superato Massa, ma porca miseria. Attenzione, ci sono pit enter, attenzione, ci sono problemi, ragazzi. Attenzione, problemi per Massa, problemi forse per Massa. Non ci credo. Problemi per Massa agli ultimi giri. Scandaloso. Avete visto, ragazzi, i colpi di scena? Questi sono i colpi di scena comediani. Sono i colpi di scena. Ok, very good lap again, very good pressure. Sì, He won't keep it for too long, he won't keep it. Attenzione, Massa! Fa un incidente e va fuori. Felipe Massa. Pazzesco. E fuori anche Ericsson. Problemi al cambio forse. Incredibile, fuori Massa ed Ericsson, 3 ritiri in soli 9 giri. Fuori anche Massa dai giochi. No, avete visto, ragazzi, ho fatto 0 punti in questa gara. Cioè, secondo me può essere una bella cosa sta qua di fare, diciamo, la telecronaca comendiana e vedere, perché questo gioco è reale, quindi ti dà la possibilità di vedere questi colpi di scena. Out Ericsson, Grosjean e Massa. Porca puttana, meno male che non era... Rosberg è sempre 15esimo, ragazzi. Qua ancora bandiere gialle comunque. Ok, se ne sono andati. Tanto ormai, ragazzi, Ricciardo. Ma guarda che no, cioè, era incredibile. Se questa era una gara del mondiale comediano strano. Bottas fuori, olio. Madonna, quanti ritiri, ragazzi, anche Bottas fuori. Eccolo là, Bottas, cazzo, eccolo là. Era là. Intanto va a vincere Ricciardo, ragazzi. Ce lo siamo anche persi per vedere Bottas, non ci credo. Ah, Dio mio. È stata una gara eliminazione, cazzo. Ed è finito il Gran Premio, ragazzi. Ricciardo va a vincere secondo, Alfonso terzo, Jenson Button. Quindi niente, ragazzi, questo chiaramente è un esperimento. Io posso capire se magari non sono così incredibile da fare una telecronaca senza giocare direttamente, ma insomma diciamo che è un po' come il Fantasy GP di Sky, noi ci scegliamo il pilota e vediamo se riusciamo a portare a casa punti. In questo caso 0 punti, quindi sarebbe stato veramente 0 punti in classifica per il Comendone. Però se vogliamo provare al 50% di distanza questa cosa, io ci sono, ragazzi, mi sembra una cosa carina e può risultare, ecco, divertente secondo me. Chiaramente dopo cercherò di tentare anche di fare la telecronaca in maniera ancora più decente, con sia momenti di serietà che momenti di vaneggio puro comendiano.
E niente, aspetto pareri, insomma, se non avete capito bene il procedimento posso rispiegare, non c'è problema, però mi sembra abbastanza semplice. Comunque ripeto, sto GP4 è fantastico, avete visto, in un attimo dal possibile quarto posto con Massa si spacca il motore e ciao. Raga, un saluto da Commenda veneziano, Commenda veneziano, Commenda veneziano, lo youtubers italiano, Commenda veneziano, Commenda veneziano, Commenda veneziano, lo youtubers italiano.